Buongiorno a tutti. Lasciatemi rispondere a Michele Vianello. Io non ho sopportato proprio niente, ho condiviso questa follia. Volevo solo dirvi grazie per essere qui. Non siamo stati capaci di intervenire sulle condizioni atmosferiche, ce ne assumiamo le responsabilità. Peccato perché i treni sono in ritardo, l'autostrada è chiusa fra Verona e Vicenza per neve e comunque il mondo va avanti lo stesso. Volevo dirvi che questo pezzo è coerente con il business plan del Vega. Noi abbiamo deciso di concentrarci su 3 tipologie di attività e una di queste è proprio l'ICT. E allora che cosa ci siamo proposti? Ci siamo proposti di creare in collaborazione con le università, il sapere e le aziende delle eccellenze, di far nascere aziende e di trasferire le conoscenze sulle aziende esistenti. Questo vale per tutti i 3 settori di interesse che ricordo sono le nanotecnologie, dove il Vega partecipa a un'iniziativa di Veneto Nanotech con un bellissimo laboratorio e con l'altro e terzo settore di interesse che è quello della remediation e delle bonifiche ecologiche. Ecco, in questo contesto, tornando al nostro settore di interesse, noi vogliamo appunto focalizzarci su 2 settori e 2 punti. Il trasferimento di conoscenza e di know-how alle aziende esistenti e alla nascita di nuove aziende, per le quali è previsto, oltre che l'infrastrutturazione a banda larga del Vega, anche la nascita di un incubatore dove far nascere aziende, portare degli spin-off oppure piccole aziende in fase di crescita. E questo rientra in una politica generale che ci siamo dati. Quindi questo è il primo pezzo, il più concreto dell'inizio di una fase nuova del Vega. Voglio poi aggiungere che quello che oggi pare un qualcosa di straordinario è straordinario solo in Italia, perché queste sono condizioni abbastanza facilmente raggiungibili nei paesi infrastrutturati. Noi purtroppo paghiamo un deficit, è inutile andare a rimagare sui motivi, sul perché e su come, ma oggi le nostre aziende sono penalizzate perché non possono usufruire di alcuni tipi di servizi per i quali è necessario trasmettere una quantità di dati con una velocità sostenuta, e noi qui ci poniamo come un esempio dove possono invece in questo angolo di Marghera trovare le condizioni ideali per una crescita. Ecco, quindi buona giornata, spero che il lavoro sarà interessante e che possa ispirare anche idee e cose su cosa si può fare con una banda di questo tipo. Grazie signori, buona giornata.